Signori, benvenuti nel paese delle meraviglie. Giovanotto, se sei arrivato fin qua vuol dire che hai attraversato lo specchio. Cosa hai imparato da questa esperienza? Che con l'enduro non bisogna mai impennare in corridoio. Ma per favore, questo è il mondo delle fiabe e io sono la regina di cuori. Pino la lavalice. Molto piacere. La lavalice. Allora, Giovanotto, potrei farti appendere per il collo per un nulla. E adesso ti faccio un test, o rispondi bene o ti sbatto nel bosco a raccogliere le briciole di pollicino con l'aspirapolvere, chiaro? Di lusso. Alice è diventata prima piccolissima, poi gigante e poi di nuovo piccola. Perché sbagliava? Candeggio. Cosa ha fatto il cappellaio magico per meritarsi il mio disprezzo? Qualche cappellata. Ha bevuto tè tutto il giorno. E la notte? Ha dormito in bagno. Alice rischia la vita cadendo in mare quando incontra il capitan Schettino. Non ci siamo. Dimmi un po'. Hai mai visto i papaveri che cantano? Una volta. E cosa cantavano? Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Ah sì? E chi canta alla regina di cuori? Piero Perù. Cosa mi rispondi se ti dico che oggi è il mio non compleanno? Che siamo allineati. E cioè? Non ti ho regalato niente io. Giovanotto, cosa piace al coniglio bianco? La carota albina. Allora, prima vedi solo le strisce, poi i suoi occhi, infine ti parla mostrandoti il sorriso. Cos'è? Un posto di blocco. È lo stregato. Allora, Giovanotto, tu di questa fiaba non sai una bella addormentata. Dimmi un po', hai già incontrato il Bru Califfo? Poco fa. Molto male, perché quello fuma roba strana. Poi quando gli fai una domanda ti risponde con una cosa che non c'entra niente. Ti ha passato il narghilè? No, oggi non piove. Lo sospettavo. Allora vediamo almeno come te la cavi con le altre fiabe. Cosa fa Pollicino sul sentierino? L'autostoppino. Qual è il potere del fagiolo magico? Elimina il meteorismo. È un problema che assilla Pinocchio. Il tarlo. No. Chi l'ha trasformato in un somaro? Ah, la scuola pubblica. Il paese dei balocchi. E com'è? A forma di stivale. Si spaccano la schiena per tutto il giorno e poi la sera dormono in 7 nella stessa stanza. Chi sono? Operai cinesi. I 7 nani. Hai capito? E chi ha dato un morso alla mela e non ha avuto il tempo di pentirsene? Adamo. Un cane, un gatto, un asino, un gallo, amanti della musica. Chi sono? I giudici di X Factor. E adesso dimmi, qual è il personaggio più felice delle fiabe? La principessa sul pisello. Ultima possibilità. È diventato famoso grazie a una lampada. Carlo Conti. Fuori. Al teschio di un picchio maschio, mischio, muschio, nevischio, chiodi e piovischio, rimischio, raschio, chiome e cincischio, ma mentre rischio l'ischio mettendo sull'uscio cime di vischio e germogli di lentischio, tu che fai? Me ne infischio. Allora, giovanotto, io sono il mago Merlino di Babudoio. Pino la Lancillotto. Molto piacere. Ed ora ti faccio un test sulla proprietà delle piante. O rispondi bene o ti sbatto a sollevare pietre a Stonehenge, chiaro? Di lusso. Hai mai provato la genziana? Preferisco la Luana. Cosa si ottiene dall'infuso di quercia? Il ghiandoncello.
Chi teme il luppolo? Capucettolo rossolo. Dove trovi la rosa canina? Nella sua cuccia. Salvia? Ramambre ancora quel tempo di vita mortale, quando balta splandana gli tua ardanta facciatava. Andiamo avanti. Dove porti la pilosella? Dall'estetista. La bella donna? A cena fuori. Passiflora? Passo più tardi. Da cosa si riconosce la pianta digitale? Dal display. Fammi vedere un mughetto. Carcade? 33. Dove crescono boraggine e piantaggine? A Cartagine. Pino, Pompelmo, Pimpinella, Arlecchino, Brighella e Pulcinella. Allora, giovanotto, tu di piante non ne capisci un tubero. Devi sapere che la botanica è matematica divina. Tu con chi l'hai studiata? Con la Luana. Ah, la figlia della maga Morgana. E a quale numero siete arrivati? 69. Ci siamo soffermati anche. Ma per favore. Non capivo molto. Cambiamo argomento. Magia. Hai tramutato il piombo in oro. Cosa hai Ho fatto? cambiato le otturazioni. Prima prepari il filtro e poi... Dispongo la cartina. Come si ottiene una reazione a catena? Tirando lo sciacquone. Cosa fai con un impacco? Lo spedisco per imposta. Occhi di tritone, ali di pipistrello, scaglie di drago. Chi usava questi ingredienti nelle sue pozioni? Vanna Marchi. Accompagniamo... Accompagniamo il rituale con la cetra quando facciamo la... Cetrata. Leggo il gioco cosmico nel fegato degli animali. Perché? È finita la gazzetta. Come si arriva alla distillazione? Per gradi. Dove trovi la soluzione? A pagina 46. Ma per favore, ricambiamo argomento. Divinità. Cosa sai di Cernunnos, il dio cornuto? Che si è appena rimesso con Luana. Dove siedono Belisama, Tutatis e Taranis? In panchina. Allora, ultima possibilità. Come ti prepari a una precipitazione abbondante durante una luna calante? Prendendo ombrello e capotto pesante. E se padroneggiassi la divinazione? Saprei quando arriva il treno in stazione. Perché una pozione? Trasforma anche un pony in un grande stallone. E un filtro d'amore, anche se non sei bello? Fa fare un bel volo anche un piccolo uccello. Signori, benvenuti nel luogo dove nasce il piacere, dove la lingua scopre sensazioni sconosciute e l'attesa di nuove emozioni è il preludio all'estasi dei sensi. Ma per godere di tutto ciò, sai cosa devi sperare? Che non mi sgami mia moglie. No, di essere scelto se alle selezioni per l'Accademia Master Babudoyu Chef. Ed io sono uno chef 3 stelle. Sai cosa vuol dire? Che hai il frigobar in camera? Ma per favore, ora ti faccio un test, o rispondi bene, o anziché farti saltare la pasta, ti faccio saltare il pasto. Chiaro? Di lusso. La cucina può essere fusion oppure... Funky jazz. Cosa si usa nella cucina macro? Il macroonde. Nella cucina trapper non ci sono le pentole, perché? Le hanno tolte dalla lista nozze. Conosci il Kamut? Mai vedut. Couscous, tapioca, burgur. Bus, carioca, parkour.
Da dove estrai la radice di daikon? Dal quadrato di Mazinga Z. Cosa metti se vuoi evitare lo zenzero? Le zenzeriere. Che cosa fai eliminando il grano saraceno? Una crociata contro i vegani. Dove compri il farro? In Farramenta. Di cosa è ricca la segale? Di fantasia. Cosa fai se non trovi l'avena? Faccio la puntura sulla chiappa. Un'alternativa alla quinoa. Il kayak. Caratterizza le patate rosse. Un aroma più intenso. Conosci l'agro di Umeboshi? Non lo conosci. E cosa mi dici del gomasio? Ma che sta bene, l'ho visto l'altro giorno. Si abbina al gelato affogato. La ciambella. E se ti dico glasse? Ti dico plego. È un dolce italo-giapponese. Il tiramissushi. Quando hai imparato a marinare? In prima superiore. Dove si trovano le fibre? Nei tappetini. È la cosa più difficile nel preparare l'uovo in camicia. Vestire la gallina. Ma per favore, allora giovanotto, tu di ingredienti non capisci un cappero, ma devi sapere che la cucina è un'arte sinestetica. Ovvero che si avvale di sapori, profumi, sensazioni tattili, visive e persino di suoni. Per esempio, sai come parla la pasta? In dialetto maccheronico. E dimmi, il castrato lo sai fare? Ci posso provare? Andiamo avanti. Si avvolge nel guanciale. La federa. È il frutto della passione. La prugna. È ricca di cetrioli. L'ultima legge finanziaria. A Roma o la rosetta? A Milano l'amichetta. Stiamo parlando di? Hai capito? Fammi degli esempi di DOP. Dopo cena, dopo lavoro, dopo domani. Hai a disposizione 2 sarde e una trevigiana. Cosa fai? Passo una bella serata. Ultima possibilità. Arriva dopo lo stufato. L'ho scoglionato. Fuori.